Il day after, il giorno dopo il passaggio della violenta ondata di maltempo che ha colpito l'area del basso medio Friuli, provocando allagamenti a strade e scantinati, abbattuto alberi e pali della distribuzione dell'energia elettrica e della telefonia, scoperchiati i tetti di abitazioni e attività commerciali e sportive. L'epicentro i comuni di Ronchis, Rivignano Teor e Pocenia. A Campomolle, in comune di Rivignano Teor, la violenza del vento ha abbattuto tutti i cipressi all'esterno del Camposanto, divelti come birilli centrati da una palla da bowling. Per fortuna le piante sono cadute su un terreno agricolo e non tra le mura del cimitero. A Pocenia i pali della rete telefonica in cemento piegati a terra con obbligo di chiusura della strada provinciale che collega la frazione di Torsa al capoluogo comunale. La regione nei prossimi giorni effettuerà i sopralluoghi nelle zone colpite dai fortunali. Stiamo ancora raccogliendo alcuni dati, abbiamo visto disagi, molta acqua in alcuni punti, diciamo che continua questa fattispecie che abbiamo visto come nuova, che ha a che fare con precipitazioni violente, frequenti e circoscritte in determinati punti del territorio. Purtroppo sono dei fenomeni ai quali dobbiamo abituarci. Penso che anche questi sforzi di questi investimenti vadano in quella direzione.